E quindi, cari amici dei Custodi della Memoria, benvenuti di nuovo a un'altra storia nostra, un'altra storia archeologica, un qualcosa che avrei voluto fare anni fa. Insomma, siamo riusciti a organizzarlo solamente in questo periodo. Ci troviamo nei territori di Birori, questo è il nuraghe Sorolo, l'ingresso molto probabilmente interrato per buona parte è questo, che siccome il sole è lì di fronte in questo momento a me, dicevo, l'ingresso è ovviamente risposto verso i quadranti meridionali. Non ci sono tantissime immagini all'interno del poderoso nuraghe, che appare monotorre. Non ho visto studi in proposito che possano dire che è un nuraghe complesso, anche se comunque ci sono tracce di capanne vicine qua e là, e anche un qualcosa che assomiglia a una fonte, però mi sembra recente quelle, quindi non voglio dire fischi per fiaschi. Quello che vogliamo fare noi oggi è portare lo stabilizzatore all'interno del nuraghe e vedere un po' come è fatto all'interno questo gioiello dell'archeologia sarda, e quindi noi cercheremo di entrare, anzi entreremo esattamente adesso all'interno del nuraghe, esattamente da qui. Questa è la finestra di scarico, chiamiamola finestrella e basta, e quindi noi accendiamo tutte le luci che abbiamo ed entriamo. Ed eccoci, che emozione ragazzi, che emozione, siamo dentro il nuraghe Sorolo. Ok, io adesso ho la faccia e il viso rivolto verso l'ingresso e le spalle rivolte verso il mastro centrale, quindi ovviamente rigirando le inquadrature capirete la meraviglia di questo posto. La meraviglia perché, ok, già subito la scala a destra, guardate un po', diciamo sempre che la scala a destra non è comune, solitamente a sinistra, va bene? E poi la nicchia a sinistra. La nicchia anche in questo caso potete vedere che è bassa, perché praticamente noi siamo come minimo 2 metri sopra il piano di calpestio. Questo nuraghe doveva essere molto più alto. Avendo la scala di sicuro c'era anche il secondo piano. Ora vi faccio vedere il piccolo andito. Che meraviglia, che meraviglia, che bello, che emozione. Abbiamo portato anche i bambini qui dentro per cercare un po' di stimolare la loro curiosità, e quindi noi entriamo introdotti da questo bellissimo andito, da questo architrave che all'origine doveva essere in altezza di 3 metri. Di Custodi della Memoria, siamo all'interno della Tolos, del mastio centrale, che si è conservato in tutta la sua bellezza. La cupola è integra. Il secondo piano, ovviamente, io ci sono già salito, non c'è più purtroppo, ma la cupola è integra. E anche qui, come vediamo, il classico schema della triade, la grandiosa nicchia centrale, qua, grazie per le luci Gabri, strepitosa questo basalto, che ingegno, che maestria, che forza che avevano avuto le nostre genti. E poi ci abbiamo alla nicchia a sinistra, anche questa, vedete? È chiaro che è molto sotterrata, perché come minimo io qua ci stavo intero. E poi la nicchia a destra. Lo schema è sempre quello, magari potrebbe essere ripetitivo, in realtà è uno schema architettonico che praticamente è un gioiello. Qui molto probabilmente con le luci vediamo che è venuto a trovare il ripari negli ultimi giorni un animale. E abbiamo detto che la volta, guardate come aggettano, che bello, questa inquadratura è straordinaria, come aggettano. Eccola lì, la cupola che va a unirsi con l'ultima pietra. Di lì poi partiva il secondo piano. Che bello ragazzi, eccole qua le immagini dall'interno, immagini verso che mi piacciono a me, con questa straordinaria immagine. Questa ragazzi è una meraviglia, vale il video. Ginevra che esce dal suo primo nuraghe, anzi no, ne ha visto diversi. Ginevra che, aiutata da Adelaide, esce dal nuraghe Sorolo. Noi adesso le immagini non le concludiamo perché volevo farvi vedere il particolare della scala a destra, la percorriamo in salita e poi ci diamo i saluti da su. Ok, e allora andiamo, abbassiamo la testolina e ci avviamo verso la scala. Arriva una corrente fresca in questo periodo
di caldo, anche se comunque le previsioni lo danno come finito questo caldo infernale. Noi saliamo su, la scala a destra è sempre un qualcosa di bellissimo, emozionante. Oddio, anche la scala a sinistra, però visto che sono meno numerose posso dire che insomma è più emozionante. La scala, gli scalini purtroppo, come potete vedere, o sono sotterrati oppure anche in questo caso non ci sono più. Una rapida ascesa verso l'apice del primo piano, un'altra zona che doveva essere una sorta di, chiamiamola feritoia, con una finestrella verso est. E allora concludiamo le nostre immagini con la fine della scala meravigliosa, ragazzi. Noi stiamo arrivando al primo piano del nuraghe Sorolo. Tantissimi amici, tantissimi appassionati hanno fatto fotografie. Non ho visto tanti video, magari mi sbaglio, ma comunque cerchiamo di colmare questa lacuna. E quindi io in territorio di Bilori, noi Custodi della Memoria in territorio di Bilori, percorriamo l'ultimo gradino che poi dà l'accesso alla meravigliosa piana. Qua, ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. 150 km da Cagliari, ma li rifarei. Quello è il Rio Tossilo o Tossilo, correggetemi, ditemi dove va l'accento, che così ogni volta impariamo sempre qualcosa di nuovo. Le immagini anche qui della scala che percorriamo un pochettino al contrario, guardate, guardate che bello. Lo stabilizzatore che sta funzionando alla grande, spero che vi porti nei vostri cuori. Ecco, in questo caso però qualche gradino si vede. Ok, io prima ho detto che i gradini non si vedevano, ma in realtà qua si vedono. Allora, ragazzi, con queste immagini in discesa della scala del nuraghe Orolo, io vi abbraccio, noi vi abbracciamo, ringraziamo come al solito Gabriele, ringraziamo Monica, insomma ringrazio le persone che mi aiutano nelle immagini, mi aiutano con l'attrezzatura. Vi saluto, cari amici di Custodi della Memoria, vi saluto davvero con affetto e vi ricambio l'affetto che voi ogni volta ci date con i vostri commenti. Ciao a tutti!